qui accanto a me due poetesse importantissime per la mia stessa vita poetica. Letizia Leone, che tra breve appunto introdurrà più compiutamente il lavoro di Germana, e Germana con la quale appunto ci siamo conosciuti proprio ad un laboratorio con Letizia, e da lì si sono originate una serie di eventi, di cose, di incontri e rincontri che ci hanno poi portato qui, dove con Marco Limiti avevamo deciso di creare un laboratorio di poesia, dove un laboratorio diverso, dove nessuno cioè dove non ci fosse nessuno in cattedra che insegnava la poesia agli altri, ma dove tutti fossimo alla pari e ci insegnassimo a vicenda qualcosa in più, qualche passo in più sulla scrittura poetica, sulla poesia, sulla lettura poetica, eccetera. Che già Germana è al suo secondo libro, quindi dopo Effetto Zen, e ho potuto constatare, appunto, leggendo a distanza anche questi due libri, una forza nella sua poesia, nel suo stile, anche se diciamo libri che segnano l'uno con l'altro una continuità, però ecco una maggiore forza, una maggiore condensazione stilistica, una maggiore consapevolezza proprio della parola poetica. Il titolo già Nomade ci segnala proprio una situazione di stare in cammino. Ecco, in questi testi, che sono testi dove l'io lirico attraversa, diciamo, un percorso tutto interiore, anche un percorso di memoria, dove la memoria ha una parte molto importante. Ecco, in questi testi Nomade c'è questa situazione di cammino, ma anche una situazione per certi versi di spaesamento, una situazione di disorientamento, e forse l'aggancio proprio di questa parola poetica, su cui abbiamo molto lavorato, che è una parola forte perché è una parola densa, ha uno spessore proprio memoriale profondo, e proprio porta al recupero di tanti momenti importanti, esistenziali, che poi Germana coagula in io ho detto dei piccoli idilli. Ci sono delle poesie davvero che sono dei piccoli idilli di perfezione stilistica. Allora, la prima poesia si intitola Proscenio. Sul proscenio di questo teatro immaginario, dietro al sipario di lamiera scintillante d'argento, danza nell'ombra fumosa di un vago respiro, un ricordo celere, color dell'ambra e nocciola, come soffio di fuoco tra le dita, il vento. Vado di seguito. Monolocale. Una goccia piovuta dal solaio si è infranta in 1000 stille sul grigio chiaro di una scrivania. In quest'attimo la mia mente così abbraccia l'infinito, in giravolte di pensieri, si frammenta mentre gomitoli di lame si srotolano dal soffitto. Ma è vivo il rosso cupo del mio cuore in viaggio, via da emozioni rimosse e malcelate dietro il bianco sorriso di tante notti. Ora è una la notte, diversa da 1000 notti, in cui il tuo corpo è la mia sola terra e il battito del tuo cuore detta l'unico ritmo ai miei sospiri. E adesso, nel monolocale della mia mente,
la prima opera era sicuramente criptica, era difficile riuscire a penetrare i versi. Questa volta hai lasciato intendere, dato la possibilità a chi leggerà le tue poesie di avere anche una propria strada, non hai mostrato solo il tuo di percorso. Certo. Tant'è che chiudi, ad esempio, monolocale, e questo mi ha molto incuriosita anche nella lettura, Gloria lo evidenziava, con un punto di domanda. E adesso nel monolocale della mia mente chi farà le lavori di casa? Questo è un grande, credo, atto di generosità, no? È qualcosa che tu stai dicendo ma lasci. Certo, sì, è diciamo un'apertura, un modo per creare nel lettore quasi l'idea del potrei essere forse anche io, che neanche la conosco magari, no, l'autrice. L'altra volta quando ci fu la presentazione dell'altro libro, alla fine io chiusi con l'augurio dello speriamo che ognuno di voi riesca a trovare in qualche verso qualcosa di proprio. Ed era una sfida, non era un invito, perché praticamente era molto difficile se non impossibile. Invece questa volta lascio, perché nel rileggere le persone che le hanno lette mi hanno dato quest'idea, più ampio respiro in un certo senso. Un po' come lasciare le chiavi sotto il le chiavi tappeto, sotto no? lo Tu sai che se zerbino. vuoi la porta è aperta, sei accogliente. Sì, oppure seminare le mollichine lungo la strada e poi ognuno con il proprio percorso magari riesce ad arrivare allo stesso punto di arrivo o al proprio punto di arrivo, perché poi ecco, anche rispetto a quello che diceva Letizia, la poesia è difficile. È difficile per noi poeti perché è difficile per noi che diciamo di essere poeti, perché trovare le modalità di espressione, tutti noi è difficile trovare le modalità di espressione dei propri sentimenti, delle sensazioni, delle esperienze, delle sfide, del buio interiore e della luce interiore che tutti noi abbiamo, che di solito sono talmente misti insieme che non si riesce tante volte a trovare dove inizia uno e dove finisce l'altro. E la sfida è anche quella di riuscire a comunicare a chi legge che sia una persona che ti conosce e che quindi fondamentalmente parte prevenuto perché dice tanto io la conosco questa persona e magari trova ciò che non avrebbe mai pensato di trovare nel bene e nel male, e soprattutto con le persone che non ti conoscono, che non ti hanno mai letto o che non ti hanno nemmeno mai visto. E la sfida del poeta è quella, trasmettere qualcosa di proprio e farla trovare o far trovare in chi legge qualcosa di proprio nei propri versi, perché quella è comunione, è incontro, perché altrimenti rimaniamo in un universo, come dire, isolato nella nostra bolla, nel nostro microcosmo, stiamo solo tra noi e non riusciamo invece a comunicare, diventa tutto molto autoreferenziale, no?